Antonio Bernardi è stato un importante direttore di banca, ma anche un collezionista molto colto e un artista di valore. Quindi l'interesse per la cultura viene da lontano. Diciamo che grazie ad Antonio Bernardi la cultura, l'interesse per la comunità è sempre stato un elemento fondamentale all'interno dell'operatività quotidiana. Scelse ancora nel lontano 63 di affiancarsi ad una piccola banca locale che stava in quel momento crescendo, facendo vedere qual era il suo obiettivo, il suo ideale, quello di creare un istituto bancario che potesse avere però un'umanità, quella che lui portava con sé. E questo è una cosa che è rimasta dentro la banca, è rimasta proprio come un imprinting, come un DNA che ancora oggi spesso riesce ad riesprimersi, e quindi ad Antonio dobbiamo soltanto dare un grandissimo grazie, e questa mostra per noi è soltanto un piccolo segno di riconoscimento e di ricordo di un grande uomo, di un grande artista, ma soprattutto di un grande anche banchiere. Antonio Bernardi è stato un artista di valore che però non ha avuto una grande fama fino ad ora. Oggi riusciamo finalmente a riscoprire un artista locale di grande valore? Sì, finalmente sì, finalmente sì. Non ha avuto tanto il giusto riconoscimento perché mio padre era una persona molto riservata e la pittura era relegata a quel poco tempo libero che aveva dopo le giornate dedicate al lavoro e alla famiglia, e dipingeva soprattutto per se stesso, quindi amava esternare le proprie emozioni nella pittura e nella scultura. Non ha mai fatto grossi eventi, se non un paio di mostre a livello locale, per questo non è molto conosciuto, però non so, forse da figlio sono un po' di parte, ma ritengo che le sue opere abbiano un certo valore, soprattutto per le emozioni che ha espresso in queste tele e in queste sculture. Ritengo comunque che questa sia solo la prima, mi auguro, di una lunga serie di mostre come questa, perché il mio intento è proprio quello di far conoscere la figura di Antonio Bernardi come artista, non solo come ex direttore della allora Cassa Rurale Artigiana delle Prealpi, ora Banca Prealpi San Biagio. Lo è stato per un ventennio, lo ha fatto molto bene, però vorrei anche che fosse ricordato per le sue opere d'arte. Nelle opere di Antonio Bernardi si trovano nature morte, paesaggi, citazioni mitologiche e una grossa attenzione per il paesaggio locale. Quindi chi era Antonio Bernardi? Un artista molto colto che però aveva una speciale amore per il suo territorio. Sì, Antonio Bernardi è un pittore fondamentalmente figurativo, anzi direi essenzialmente figurativo, che ama particolarmente dipingere il paesaggio legato al suo territorio, alla sua terra. D'altra parte una persona è grande quando parla di quello che conosce, di quello che sa, e Antonio Bernardi proprio in questo esercizio della pittura legata ai suoi paesaggi, ai suoi luoghi d'origine, riesce davvero a rendere il massimo di sé. La pittura è una pittura molto precisa, calligrafica, a volte però con aperture anche fantastiche, surreali come soggetti. Certo che il mimetismo, il naturalismo, quindi il legame proprio alla descrizione vera dei luoghi vissuti e abitati prevale su tutto.